Mister, di attenuanti ce ne sono tantissime, però non bisogna cercarle, è una sconfitta che fa male. Ma fa male sì, attenuanti non ce ne sono assolutamente, perché come vinci dici di essere bravo, quando perdi bisogna mettere la superiorità dell'avversario. Oggi l'avversario ha voluto vincere dall'inizio e ha vinto meritatamente. Noi non siamo praticamente scesi in campo e direi che il risultato rispecchia quello che è il giusto andamento della partita. Certo, ne sono successe un po' di tutti i colori in questa partita, con un Verona che ha chiuso in 10 e con 2 primavera in campo. Sì, d'accordo, ma sai, quando perdi poi gli alibi ce ne sono sempre tanti. Io dico questo, che in 10 abbiamo finito perché lo abbiamo voluto e poi la partita è andata così. Noi non siamo state brave, non siamo state aggressive, non siamo state determinate, siamo state addirittura anche svogliate e giustamente abbiamo perso. Adesso c'è una sosta di campionato, Coppa Italia permettendo, che forse può anche permettere il recupero di qualche atleta. Ma speriamo, dobbiamo recuperare gli atleti, dobbiamo recuperare la mentalità, dobbiamo recuperare la voglia di giocare e di vincere, altrimenti le altre se ne vanno e noi rimaniamo a guardare. Lara, difficile commentare una partita del genere, partiamo dalla fine, hai rimediato anche una doppia ammonizione stranissima che ha costretto il Verona a chiudere in 10. Sì, sinceramente non so che tipo di errore, che tipo di ammonizione mi sia stata data. Anche la prima avevo qualche dubbio perché avevo il braccio aderente al corpo. Credo sia stata una valutazione errata della terna arbitrale, non l'unica secondo me. Però non dobbiamo avere alibi, non abbiamo giocato da Verona. Purtroppo è un periodo un po' complicato sotto il profilo degli infortuni, siamo abbastanza sfortunate. Dobbiamo rialzare la testa velocemente perché il campionato non aspetta nessuno e dobbiamo per forza rialzarci. Certo, le assenze erano tante e sono diventate ancora di più durante la partita, con 2 primavera in campo, però è un Verona che è apparso piuttosto impacciato anche quando insomma c'era la squadra in campo, doveva esserci. Sì, probabilmente non abbiamo giocato la migliore partita, avevamo fatto bene sabato scorso e il Tavagnacco sapevamo che era una squadra ostica, non era certo la squadra dell'andata. Sicuramente dobbiamo fare un mea culpa, però ci sta anche, credo che ci sia un periodo di flessione. L'unica cosa è continuare a lavorare perché solo con il lavoro si può riemergere.